Che stufo di provare. Prova. Va? È uscito all'improvviso? No, non mi va, prendo un microfono. Pronto? Sì, sì, uno prova, sì, sì, uno prova.
Buongiorno. Adesso c'è un posto qua per gli rilassare.
Poi sto una somanda con i microfoni faccia pressione, poi c'è la ecco perché stuppieri. Dai Pozzi,
Possiamo dare inizio a questo incontro, scusate un piccolo ritardo nell'apertura. Salutiamo il professore Giovanni Maria Flick, nostro relatore a questo incontro, e lo ringraziamo di aver accettato di partecipare a questa iniziativa che vede coinvolti studenti delle classi quinte degli istituti superiori della città di Trento. Salutiamo il Presidente della Provincia Ugo Rossi, che ha promosso come presidenza l'incontro, e il dirigente Martinelli del Servizio Cultura, che ha gestito l'organizzazione. È qui presente anche la dirigente generale Livia Ferrario, che salutiamo, alcuni colleghi dirigenti, i docenti e, last but not least, gli studenti, che sono il soggetto per il quale si è creato questo momento, questo evento. Due brevi parole di introduzione. La scuola, in generale, oltre a istruire, educa. I due aspetti sono strettamente intrecciati, quindi non si tratta solamente di fornire delle competenze o delle conoscenze per avere poi in qualche maniera una possibilità di inserirsi in attività professionali, ma anche di saper essere, e questo viene acquisito appunto attraverso una consapevolezza che deve essere sviluppata della propria condizione e identità sociale, oltre che del sistema valoriale che è sotteso alla dimensione pubblica della propria vita. L'incontro di oggi si inserisce quindi pienamente in questa dimensione vocazionale della scuola, più latamente formativa, laddove propone momenti di riflessione sul passato tragico, come avremo occasione di verificare, per cercare attraverso quei momenti del passato di comprendere meglio e di affrontare con cognizione di causa il presente. Si offre l'occasione in particolare di affrontare un tema, la dignità e la sua sistematica negazione, che ha le proprie radici nella storia del XX secolo, ma che presenta per certi versi una forte attualità. Il titolo della comunicazione del professor Flick è Memoria, identità, dignità. Chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo. E ci riporta a temi cardine del presente, quando si consideri che ci confrontiamo oggi con delle migrazioni imponenti, delle vere e proprie Völkerwanderungen, con tutti i problemi sociali e culturali che esse implicano di identità e di dignità, sia per chi ospita come per chi è ospitato. C'è una citazione di Primo Levi, in Se questo è un uomo, che mi sembra azzeccata da questo punto di vista e anche in qualche modo preveggente. Scrive Levi: a molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Quando questo avviene, allora al termine della catena sta il lager. E purtroppo abbiamo già qualche esempio da questo punto di vista. Sembra opportuno citare qui un testo recente pubblicato dal professor Flick, Elogio della dignità, nel quale affronta sul profilo giuridico e filosofico la nozione di dignità ed esplora diverse forme di negazione della stessa, come la Shoah per il passato o il terrorismo per il presente, oppure affronta questioni che attengono alla libertà di coscienza e alle scelte che comportano una opzione etica, quale la dignità del vivere o la dignità nel morire. Si tratta di temi di grande attualità, come potete capire, rispetto ai quali siamo chiamati spesso direttamente a prendere posizione e che alimentano il dibattito e le scelte legislative. Come accade a tutti i concetti primi e fondamentali, la dignità è tanto pronunciata quanto poco sondata nella sua quintessenza. L'etimologia serve qualche volta, anzi secondo me spesso, sicuramente in questo caso. Il latino dignus è un ricalco dal greco axios, che vuol dire a un tempo degno e assioma. E questo è un punto fondamentale. Da quel che sappiamo di matematica o filosofia, l'assioma è un'asserzione, una verità evidente e implicita, che prescinde da dimostrazioni. Tale è la dignità.
Diverso è se e come è declinata nella storia dell'umanità. L'incontro di oggi, mi auguro, possa servire a creare momenti, spunti di riflessione per approfondire questa tematica. Diamo la parola al Presidente Rossi per un saluto. Bene, buongiorno a tutti anche da parte mia. Io sono qui soprattutto per due cose. La prima, volevo ringraziare a nome della provincia autonoma di Trento il professor Flick per aver accettato questo invito. Volevo ringraziare anche il vostro dirigente per essersi fatto promotore di questa iniziativa, che noi naturalmente abbiamo accolto e appoggiato con grande convinzione. Salutare naturalmente tutti voi e i vostri professori e tutti coloro che ci seguono, sono tanti, mi hanno detto, via streaming, e soprattutto farvi un augurio che sia una mattinata proficua, una mattinata di riflessione su temi, come abbiamo sentito, che coinvolgono una riflessione singola di ciascuno di noi, prima di tutto. È molto giusto il riferimento alle funzioni della scuola, insomma, istruire, educare. Penso che, come è stato detto, occuparci di ciò che è successo in un passato neanche poi così lontano sia molto importante per ciascuno di noi, sia perché abbiamo il dovere di non dimenticare che cosa è successo, ma anche perché tutto ciò che è successo, se lo guardiamo nel modo giusto, ci può aiutare anche a leggere meglio il presente. Io aggiungerei una terza cosa, che è l'auspicio e l'augurio che naturalmente vi faccio, che anche queste iniziative aiutino soprattutto voi, oltre che a leggere il presente, anche a progettare un pochino il vostro futuro, il futuro singolo di ciascuno di voi, ma anche il futuro collettivo della comunità in cui vivete e delle comunità in cui vivrete nel vostro futuro. È una strumentazione che cerchiamo di fornirvi, una strumentazione che stimola la riflessione, che certamente non vorrà essere assolutamente indicativa o ultimativa. Il professor Flick ci aiuterà a stimolarci singolarmente per cercare poi di leggere la realtà nel modo giusto e di pensare che sia possibile costruire un futuro sempre migliore. Questo è l'obiettivo della mattinata di oggi, e sono certo che ne ricaveremo, insomma, ciascuno di noi spunti molto interessanti. Ringrazio nuovamente il professor Flick, per noi è un onore averlo qui, ha certamente le competenze, i titoli e anche la storia personale per poterci parlare di queste cose. Quindi grazie davvero, buona mattinata a tutti. Bene, il professor Giovanni Maria Flick ha un parterre di competenze ed esperienze ragguardevoli. Probabilmente si saprà che è stato ministro di Grazia e Giustizia col governo Prodi nel 96, giudice della Corte Costituzionale e poi presidente, e poi è membro anche della Commissione di studio per l'etica della ricerca e della bioetica e la bioetica del CNR. Dopo la sua comunicazione, ricordo a tutti gli studenti presenti, si aprirà un dibattito, quindi ci auguriamo stimolante, quindi preparatevi già in questa prospettiva. Prego, professore. Grazie, sono io che ringrazio il Presidente della provincia, la scuola per avermi invitato, ma soprattutto che ringrazio voi per essere qui. Il primo dovere per chi viene a parlare, in generale a tutti, ma in particolare dei ragazzi, è quello di non annoiarli, e vi assicuro che è difficile rispettare questo dovere, soprattutto quando si toccano argomenti che sembrano strani, noiosi, teorici, che non hanno nulla a che vedere con la realtà di tutti i giorni, con i problemi di tutti i giorni, con i nostri desideri, con le nostre prospettive. Allora, qual è la sfida? L'obiettivo che mi pongo è cercare di capire insieme perché occorre ricordare. Cosa vuol dire memoria? Per esempio, io ricordo di essere venuto a Trento più volte
quando ero ministro della giustizia, nella preistoria, 1996, venni a Trento per occuparmi del problema del tribunale del carcere. Già allora il problema del carcere era un grosso problema. Poi sono tornato a Trento come giudice, come vicepresidente della Corte Costituzionale. Corte Costituzionale, tanto perché lo sappiate, sta in quel palazzo a fianco del Quirinale. Avete presente Piazza del Quirinale a Roma? Il Quirinale, l'obelisco, le statue, quei due dioscuri, un palazzo di fianco con gli angeli che suonano con le trombette all'ultimo piano. Quella è la Corte Costituzionale, che è una cosa abbastanza importante, anche se la si conosce poco. È il giudice che giudica non le persone, i fatti, i delitti, i comportamenti, le liti. È il giudice che giudica le leggi. E che bisogno c'è di giudicare le leggi? L'anima, se c'è bisogno. Perché le leggi, per poter funzionare, per poter essere rispettate, hanno bisogno di rispecchiare e di rispettare a loro volta una legge fondamentale che tutti dovremmo conoscere, anche se pochi di noi la conoscono, la Costituzione, la legge fondamentale che regola il nostro modo di vivere insieme. Vedete, certamente voi sapete che oggi si parla tanto di riscrivere la Costituzione. Si riscrive la Costituzione. È in corso una riforma molto importante, molto impegnativa, che modifica profondamente uno degli organismi più importanti del nostro vivere insieme, il Senato. Ogni tanto io penso, anche un po' mestamente, che prima di riscrivere la Costituzione bisogna rileggerla. Qualcuno dovrebbe anche leggerla, quelli che fanno polemica sui giornali. Bisogna rileggerla perché nella Costituzione ci stanno scritte alcune cose con un linguaggio semplice. Guardate, la Costituzione è stata scritta in un momento in cui gli italiani parlavano come vivevano, avevano fame, erano appena usciti da una guerra rovinosa, non come la guerra del 15-18, quando tutti erano contenti perché Trento e Trieste erano tornati all'Italia. La guerra del 40-45, qualche cosa di storia credo l'abbiate studiata, è stata una guerra molto atroce. Tutte le guerre sono orrende, ma questa è stata molto peggiore. E lo vedremo parlando della Shoah, perché è stata peggiore. Si è usciti da 20 anni di dittatura, da una sconfitta, perché l'Italia è uscita sconfitta da quella guerra, da una guerra civile vera e propria, che il popolo italiano si divise tra chi continuava a dare una mano all'invasore tedesco e chi invece combatteva contro l'invasore tedesco. E ci furono atrocità da tutte e due le parti, perché ricordare vuol dire prima di tutto ricordare la verità, come stanno le cose, non quei ricordi belli, rosei, infiocchettati, con cui ci dilettiamo ogni tanto per dire tutto va bene, signora la Marchella. E questo popolo che aveva fame, io me lo ricordo vagamente perché avevo 5 anni allora, quando finì la guerra, questo popolo ha saputo scrivere una Costituzione, cioè un libricino di 138 articoli, norme, che hanno messo insieme il modo di vivere. Guardate, in modo molto semplice, per esempio, dice l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Sembra scritto ieri, anzi sembra scritto stamattina. Se pensate al dibattito in corso sul problema della step child adoption, chissà perché noi usiamo sempre un linguaggio difficile. Si dice che siamo noi giuristi, ma anche i politici, mi perdonerà il Presidente, che siamo abituati a rendere difficili le cose facili attraverso quelle inutili. Cioè siamo abituati a usare un linguaggio complicato
E bene non farsi capire troppo, il popolo capisce troppo, magari poi si arrabbia. E allora usiamo un linguaggio difficile. E allora, parlando del problema dell'adozione del figlio di uno dei membri della coppia, di un partner della coppia, invece di dire quello diciamo stepchild adoption. Come molti di noi non conoscono l'inglese, si sa che cosa sarà questa stepchild adoption e discutiamo senza sapere la realtà dei problemi che affrontiamo. Torniamo al discorso di fondo. La Costituzione è disseminata di concetti importantissimi per il nostro vivere insieme. Il concetto di eguaglianza, il concetto di solidarietà, il concetto di libertà, il concetto di dignità. E perché ho voluto intitolare questa conversazione con voi sul discorso memoria, identità e dignità? Perché senza ricordarsi il passato, senza ricordarsi chi siamo, da dove veniamo, come facciamo a capire dove andiamo? E come facciamo soprattutto a evitare di ripetere gli errori che noi uomini e noi donne abbiamo compiuto davanti nel passato? Vi dicevo, io sono venuto 2 volte, anche più volte, una come ministro a occuparmi del carcere, una come giudice costituzionale a occuparmi, a parlare, a discutere con i vostri colleghi più anziani dell'università e con la provincia della legge e della Costituzione, di questa legge fondamentale che ci vincola tutti. Non voglio fare paragoni, sono molto contento di essere tornato a parlare con voi, a parlare con dei ragazzi. Mi è capitato qualche volta di accompagnare gruppi di ragazzi ad Auschwitz, i famosi treni della memoria, credo che anche qualcuno di voi sia andato ad Auschwitz con tutti i treni. E abbiamo cominciato a capire che se non guardiamo il passato, se non guardiamo Auschwitz, è difficile guardare il presente, è difficile capire che cosa sta succedendo sui barconi che attraversano il Mediterraneo. I bambini che muoiono, i bambini piccoli che muoiono come Aylan, il bambino di 3 anni fotografato, risputato dal mare sulla spiaggia di Bodrum, annegato durante la traversata. Ma è anche difficile capire come orientarci e come regolare il tema di cui stiamo discutendo in questi giorni, i diritti della coppia non sposata, anche omosessuale, il problema, uso apposta la parola problema perché è aperto, dell'adozione, cioè del legame tra il figlio e il partner della coppia non sposata che siano dello stesso sesso. Come facciamo a regolarci e ad affrontare un altro problema che fra qualche giorno dovremo affrontare in Parlamento, il problema del fine vita? Sapete cos'è la storia del fine vita, no? Il fine vita si ha una premessa. Quando io studiavo legge, come capiterà a qualcuno di voi, molti anni fa nella preistoria, c'erano 2 concetti, 2 cose certamente fisse, certe, indiscutibili, su cui ruotava tutta la costruzione del diritto: la nascita e la morte. Non si discute, tutti si nasce, tutti si muore. Quelli che erano 2 eventi, come li chiamiamo noi giuristi, sono diventati adesso altro che fatti certi, sono diventati terreni di discussione che mi sembrano le praterie del Far West, dove scorazzavano gli indiani e i soldati blu della cavalleria degli Stati Uniti. Pensate come si discute sul tema della morte. Quando è che si muore? 48-24 ore dopo che il cervello si è fermato? 48-24 ore dopo che si è fermato il cuore? Si va più in là? Bisogna aspettare quelli che vengono chiamati i fenomeni tanatologici. E allora però se si aspettano quelli poi non si possono più trapiantare gli organi, o si può trapiantare gli organi appena uno ha smesso, ha esalato, come si dice, l'ultimo respiro. Con il rischio che sia un'esalazione temporanea e che quello non fosse l'ultimo respiro veramente. E allora discutere che cosa sia la morte
discutere come debba essere definita legalmente la morte, discutere soprattutto chi decide quando una persona deve morire. Guardate, non è soltanto il problema della pena di morte, che per fortuna nel nostro ordinamento è stata abolita, ma è anche il problema se uno abbia il diritto a morire. Questa vita non mi va più, soffro troppo, è una vita indegna di essere vissuta e quindi mi butto dalla finestra. Quello il diritto alza le mani, essere ammazzato. Ma se io sono paralizzato in un letto e non posso alzarmi e arrivare fino alla finestra, prima di buttarmi di sotto, e ho bisogno che ci sia qualcun altro che mi aiuta a morire, lo può fare? O risponde di omicidio? E se ammettiamo che la legge consenta a un altro di aiutarmi a morire, non c'è poi il rischio che magari o prima o dopo qualcuno mi aiuti a morire non nel mio, ma nel suo interesse? Avete, no? Una storia che si dice, la vedova abbiente che pubblica l'annuncio di morte, mio marito ed io siamo passati a miglior vita. Lui perché se n'è andato, io perché adesso mi godo l'eredità che lui mi ha lasciato. Guardate che è difficile. E difficile non è soltanto un divertimento per giuristi. Qualcuno di voi si ricorda che qualche anno fa l'Italia si è spaccata sul tema di Eluana Englaro. Eluana Englaro era una ragazza piena di vita, vivacissima, che ebbe un incidente stradale e andò in coma. Uso la parola impropriamente perché poi ci sono molti tipi di coma. Ridotta, secondo qualcuno, a quello che viene definito lo stato vegetativo, cioè di un organismo che vive, che respira, che si nutre, se hai organismi, ma totalmente assente e incosciente. E in quel caso la decisione di porre fine a una vita che era una vita prolungata attraverso la tecnologia, parlo dei ragazzi, molti di voi studiano in un istituto tecnico, mi pare anche in un istituto in cui le caratteristiche della bioetica e della biomedicina vengono applicate. Le risorse attuali consentono di protrarre la vita della persona, dico all'infinito, ma quasi, attraverso la strumentazione tecnica, l'alimentazione forzata, l'idratazione forzata. Come si fa a sapere se questa persona che non è più cosciente, che non comunica più, almeno a quanto ne sappiamo, ha voglia di continuare a vivere in queste condizioni? E allora, dicevo prima, quello che decide di porre fine alla sua vita, noi abbiamo un altro stadio ancora più complicato, quello che non è in grado di decidere se porre fine alla propria vita e che quindi lo decide prima. Come? Secondo ciò che ha stabilito il giudice, l'Eluana Englaro aveva fatto. Quando più giovane e piena di vita, aveva detto al padre: se mi dovesse capitare io non vorrei mai vivere in queste condizioni. Quando le è capitato, e dopo un lungo periodo in cui le era capitato questo, il padre ha deciso di chiedere al giudice l'autorizzazione a smettere di nutrire artificialmente Eluana, a smettere di farla respirare artificialmente con il respiratore, la ventilazione automatica. E come in questo caso ce ne sono stati tanti altri. E allora chi è il padrone della dignità? Sono io o è la società? Ecco alcuni dei temi che dimostrano, e per fortuna non li stiamo passando, ma che dimostrano che in realtà il tema della dignità è un tema che ci coinvolge tutti e in tutti i momenti della nostra vita, da quelli piccoli a quelli grandi. Pensate al discorso del terrorismo. Il discorso del terrorismo e quindi a tutti i controlli per viaggiare. Sono controlli che ci rallentano, sono controlli che invadono la nostra privacy. In alcuni paesi non si va tanto per il sottile, lo scanner
che visualizza quando passi attraverso il check-in. Non si va tanto per il sottile con il controllo delle email, perché oltretutto oggi le risorse della tecnologia consentono di conoscere tutto o quasi tutto di tutti. E allora avere il profilo identitario di una persona, mettendo insieme tutte le informazioni che la riguardano, a cominciare da quella che quel pirla dà su Facebook e su Twitter, perché spesso siamo noi coloro che senza saperlo rinunciano alla propria identità o alla propria privacy mettendola sul mercato. È un qualche cosa che forse offende la nostra dignità. Ma c'è di più. Noi abbiamo di fronte dei terroristi che combattono una guerra completamente nuova. Una guerra nel quale il terrorista non è più soltanto colui che utilizza un'arma. Il terrorista si mette una cintura esplosiva e diventa lui un'arma, contro la quale è difficilissimo avere difesa. Ci vuole molta intelligence e molta intelligenza per poter combattere il terrorismo. E ci vuole molta collaborazione e cooperazione tra le intelligence, che è una cosa che purtroppo non sempre capita. E non sempre c'è, perché ogni Stato che continua a essere geloso delle proprie informazioni. E allora quando si ha la fortuna di arrestare un terrorista, un sospetto terrorista, c'è la forte tentazione di interrogarlo non andando troppo per il sottile, per ottenere le informazioni che ci interessano, per scoprire dove è nascosta la bomba, per scoprire qual è la rete dei terroristi. E arriviamo al tema della tortura. Tema della tortura che è una delle offese alla dignità, perché anche il terrorista, nonostante tutto, ha una sua dignità, ha una condizione umana nella quale un minimo va rispettato. Poi si apre una serie di problemi che non finiscono più qui, perché tra l'altro, e qui entriamo poi nel vivo del discorso che voglio fare, se no il Presidente della provincia mi dice: scusi, noi l'abbiamo invitato a parlare di negazionismo, lei sta parlando di tutt'altro, spero che non mi levi la parola al corretto, non è tutt'altro. È la premessa per ciò che diremo subito dopo del negazionismo. Ecco, tortura è un modo di calpestare la dignità umana nella speranza. Qualche volta funziona, ma la maggior parte delle volte non funziona, nell'illusione di ricavare delle informazioni. Fino a che punto è lecito? Fino a che punto è lecito torturare uno per salvarne molto? Dilemma di fronte a cui si è posta la Corte Suprema israeliana, si è posta il Tribunale Federale tedesco. Ecco, vedete, sono tutti problemi attualissimi, ma sono problemi vecchi come il mondo. E per dimostrarvi che sono problemi vecchi come il mondo, vorrei cominciare il discorso effettivo sulla memoria e sul negazionismo con una vicenda trentina. Ieri sono stato a vedere il Castello del Buon Consiglio, bellissimo, pieno di memoria. La memoria di Cesare Battisti, fucilato nel Fossato, la memoria di Bernardino di Cles, un vescovo importantissimo, che rilanciò Trento e che riuscì a ottenere a Trento il concilio di Trento, che era un po' come avere insieme i campionati del mondo di calcio, le Olimpiadi invernali e quelle estive, e più ne altro più ne meno. Immaginate i giubilei, ma non come il giubileo attuale che porta proprio pellegrini per la paura degli risultati, i giubilei del passato. Pensate alla gioia degli locantieri, degli albergatori di Trento di fronte a questa massa che arrivava e occupava. E ho visto una statua che mi ha colpito, la statua del Beato Simonino. Non so se a qualcuno di voi, ai più anziani, dice qualcosa, a voi giovani probabilmente no, ai più anziani dice qualcosa. Chi era Simonino? Simonino era un bambino di 2 anni che nel 1475, giovedì di Pasqua, scomparve da casa. Capita. Venne trovato cadavere 2 giorni dopo. Venne trovato cadavere 2 giorni dopo vicino alla casa di uno dei 15 ebrei che allora abitavano a Trento. La comunità ebraica era una comunità molto piccola,
E il vescovo, un vescovo famoso, lavorò molto per Trento, che lavorò per il Castello del Buon Consiglio, Giovanni Hinderbach, sostenne che il bambino era stato vittima di un omicidio rituale, era stato ucciso, rapito e poi ucciso dai 15 ebrei per utilizzarne il sangue per poter fare il pane azimo che si mangia, secondo il rito della religione ebraica, la vigilia di Pasqua, ricordare l'uscita dall'Egitto degli ebrei e dalla schiavitù della faraona. E come si arrivò a scoprire, a fare il processo? Torturando questi 15 poveri disgraziati fino a quando confessarono che avevano effettivamente rapito Simonino e lo avevano ucciso. Cominciò il culto, beato Simonino. La Chiesa, per la verità, quella Chiesa è più prudente di quello che sembra, qualche perplessità ce l'aveva, mandò su un vescovo a controllare, che si diceva che questo processo era stato ottenuto attraverso torture. È vero che allora la tortura era una merce molto, molto diffusa per l'Inquisizione, mi sembrava che avessero un po' passato tutto. E a malincuore il vescovo tornò a Roma e disse: ma no, il processo era regolare, sì certo ci sono dei dubbi, ma dov'è che non ci stanno dei dubbi in un processo? Insomma, morale della favola, Simonino diventa un elemento fondante del culto a Trento e anche a Brescia, tant'è vero che per molti, molti anni quel culto viene ampliato, si fa una chiesa per San Simonino, si fa una processione, e questo stato di cose, Simonino ucciso dagli ebrei per gli omicidi come forma di omicidio rituale per preparare il pane della Pasqua, dura, questo rito dura fino al 1965, cioè la bellezza 5, 6, 7, 8, 9 di 500. 1965 un vescovo di Trento, che più anziani di voi ricordano, Alessandro Maria Gottardi, un grosso personaggio, rimette in discussione la questione. Cioè, a me questo non convince, fa fare degli esami, degli accertamenti e annulla il processo di condanna degli ebrei e di beatificazione di Simonino. Divieto di processioni, divieto di avere la Chiesa, non esiste, è una leggenda il culto di Simonino, ha un'interpretazione sbagliata. Qualcuno non la digerisce e fa un 48, sostenendo che la Chiesa si è fatta pagare dagli ebrei oggi per ritirare quello che aveva detto allora. Su tutto questo si innesta una polemica. Questo per dirvi che il tema della memoria, il tema del negazionismo, cercherò di spiegarvi brevemente di che cosa si tratta, è vecchio. Ecco, Simonino e gli altri 1000 episodi come quello di Simonino, i pogrom, come li chiamavano nell'Europa orientale, costellano la storia del popolo ebraico. Quel popolo che si porta dietro la maledizione presa dai Vangeli. Volete, dice Pilato, un buon politico romano, che liberi Gesù o Barabba? Barabba, ma non ha fatto niente, non importa. Pilato dice: il suo sangue non ricadrà su di me. Il popolo dice: il sangue suo ricada su noi e sui nostri figli. E su questo si costruisce la prima fase di contrasto, di opposizione, di lotta al popolo ebraico, che viene chiamato tecnicamente antigiudaismo, perché è soprattutto una lotta religiosa. Piano piano poi l'antigiudaismo diventa antisemitismo. Perché guardate, il dramma delle lotte di religione, lo vediamo anche adesso con l'ISIS, col califfato islamico, è che si saldano con l'intolleranza, col razzismo e con la xenofobia. Uno dei primi modi per considerare l'altro diverso è guardare al suo credo, alla sua religione, e costruire sulla diversità di fede religiosa la diversità addirittura di razza.
Sapete, molti di voi sanno chi è Einstein, no? Il padre della teoria della relatività, uno dei più importanti scienziati del secolo scorso. Einstein è di origine ebrea, quindi deve scappare dalla Germania e deve andare negli Stati Uniti dove trova accoglienza. Nel momento in cui entra negli Stati Uniti, qualcuno di voi sarà capitato di passare, di andare negli Stati Uniti con l'aereo e di riempire il modulo per ottenere il visto. Nel modulo c'è una casella razza, Einstein scrive umana. Cioè l'antigiudaismo, la lotta, l'ostilità al popolo ebraico, perché poi è un popolo disperso, che non ha uno Stato, che non ha un territorio, che non ha una localizzazione fissa, ma sono gli unici che per un lungo periodo della storia, ad esempio, possono trafficare col denaro. I cristiani non potevano imprestare denaro e farsi pagare interessi, perché di farsi pagare interessi era considerato peccato, era considerata usura. Sto un po' semplificando le cose, ma è così. Gli ebrei non avevano questa regola. E i grandi banchieri dell'antichità, prima sono i fiorentini che inventano la cambiale, poi sono gli ebrei. E sono le grandi dinastie di banchieri che prestavano soldi ai mercanti, che prestavano soldi ai re e ai principi, e quando il livello dei debiti era troppo alto e non potevano più essere pagati, cosa faceva il principe per cancellare il debito? Scatenava il popolo. Il popolo faceva un popolo ammazzava gli ebrei e il debito era cancellato. Il vescovo di Trento di cui vi parlavo, Kinderbach, con i soldi e con i patrimoni, evidentemente doveva essere abbastanza, confiscati a quelle 15 famiglie ebraiche sterminate per l'omicidio di Simonino, ci costruì un pezzo del castello del Buon Consiglio. Si finanziò con quello. Allora il discorso della lotta, dello scontro con il popolo ebraico continua. Non vi voglio fare una lezione di storia, voglio solo arrivare al momento in cui, al brutto momento in cui, in Germania, ma non solo in Germania, anche in Italia, l'ebreo viene considerato nemico. Legge razziste in Germania nel 1934, leggi razziste in Italia nel 1938, censimento degli ebrei, chiusura, ritornando a vecchi modelli, degli ebrei nei ghetti e preparazione a quello che sarà lo sterminio degli ebrei. Preparazione che avviene in tempi ravvicinati, perché con la modernità, una delle caratteristiche della globalizzazione della modernità è l'accelerazione del tempo. E quindi il processo di isolamento, di chiusura e di sterminio degli ebrei si articola in pochissimo tempo, una ventina d'anni al massimo, fino a quando durante la guerra Hitler propugna la soluzione finale. La soluzione finale che cos'è? Tutti gli ebrei in campi di concentramento, in campi di sterminio, in quanto subumani, dove lavoreranno fino a quando possono lavorare, donne e bambini vengono gassati subito, mandati nelle camere a gas e poi bruciati, le ceneri bruciate nei forni crematori, e si creano degli impianti scientifici di notevole capacità tecnologica che riescono a smaltire fino a circa 6 milioni di persone. Sono tante, la cui colpa è quella di essere ebrei, una razza e una religione diversa dalla razza ariana e dalla religione cristiana. Il trattamento non viene riservato solo agli ebrei, naturalmente, viene riservato anche ai Sinti, ai Rom, ai Zingari, viene riservato ai politici, viene riservato ai diversi, quello che vi diceva prima chi ha introdotto questa conversazione, quello che scrive una persona veramente in gamba, il cui libro vi consiglio di leggere, se questo è un uomo, il Primo Levi, perché è un libro che è uno dei migliori commenti che io conosca alla nostra Costituzione a proposito dell'eguaglianza e della dignità.
E ad Auschwitz in particolare si crea questa struttura, questa città dello sterminio che inghiotte esseri umani, negando loro la dignità e li fa passare attraverso il camino, come racconta una bella canzone, una bellissima canzone di Guccini, la canzone del bambino nel vento del 1966 di Francesco Guccini, preistoria di cui voi probabilmente non avete nemmeno sentito parlare, ma forse l'avete sentito. Sono morto come altri 100, sono morto che ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento. Il cammino di Auschwitz, perché le donne e i bambini prima, gli uomini dopo aver esaurito la loro capacità vitale, venivano portati, donne e i bambini appena arrivati, a un locale dove si diceva fate la doccia, venite ripuliti e poi dopo riavrete vestiti, eccetera, 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 perché non facessero panico, perché entrassero senza protestare. Entravano in questi cameroni bui, si chiudeva la porta e si pompava dall'alto il cianuro, il gas Zyklon B, che nel giro di un quarto d'ora li sterminava. Poi i cosiddetti Sonderkommando, cioè alcuni ebrei che in questo modo avevano la vita un po' più prolungata degli altri, entravano, portavano fuori i cadaveri, levavano, tagliavano i capelli che venivano urlati a scopo militare o a scopo civile, di tessitura, levavano i denti d'oro. Pensate che nella banca centrale tedesca, alla fine della guerra, furono trovate grandi quantità di capsule d'oro dei denti. E poi venivano introdotti nei forni crematori dove venivano incinerati e le ceneri servivano da concime, da fertilizzante. Allora, ricordare il giorno della memoria cerca di ricordare il giorno in cui i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz si aprirono. Lo racconta Guido del Primo Levi nel suo libro. 4 soldati russi che arrivarono ad Auschwitz verso mezzogiorno il 27 gennaio 1945, freddo, neve, il campo era quasi deserto perché per nascondere le tracce delle atrocità compiute i nazisti avevano fatto incamminare a piedi tutti gli ospiti del campo per trasferirli a piedi ed inverno in altri campi a distanza di centinaia di chilometri, una marcia per eliminarli lungo la strada. E trovarono, dissero questi soldati, e trovarono degli scheletri. Dice proprio, è impressionante come lo descrive Levi. Dice la vergogna, quando entrarono, la vergogna che ci sommergeva dopo le selezioni. Un soldato intervistato dalle Nazioni Unite in occasione del 50° anniversario disse: io ho incontrato solo spettri. Un soldato russo lo dice. La verità è che nessuno di noi soldati si era reso conto di aver varcato un confine da cui non si rientra. Pensai a qualche migliaio di morti, non alla fine dell'umanità. Vedete che è impressionante. E ancora adesso, andando ad Auschwitz, chi di voi ci è andato potrà confermarlo, fa impressione quel silenzio, quelle baracche che si stanno disfacendo col passare del tempo, sono baracche di legno, gli oggetti, le valigie, gli occhiali, le protesi, le pentole, tutti gli oggetti di una povera umanità che era stata prelevata dai ghetti e deportata ai campi, illudendoli che avrebbero continuato a vivere in quei campi. Ecco perché dobbiamo ricordare. E qui si apre un problema abbastanza importante, abbastanza interessante. Dobbiamo ricordare per capire che cosa è successo e per evitare che possa succedere ancora sotto forme diverse. Ma dobbiamo ricordare anche perché c'è qualcuno che nega che tutto questo sia capitato. C'è qualcuno, il negazionismo, e se andate su internet trovate tante manifestazioni
il negazionismo da parte dell'Iran, il negazionismo da parte araba, il negazionismo da parte di una certa destra esaltata, che racconta che il gas, lo Zyklon B, il gas che avvelenava, serviva in realtà solo per uccidere gli scarafaggi e le pulci e le cimici, per disinfestare e per disinfettare gli ebrei, e spiega che Auschwitz, che il racconto dello sterminio, è una colossale menzogna, o perlomeno è una esagerazione messa in giro dalla propaganda ebraica. Perché? Perché gli ebrei erano alla ricerca di uno Stato nazionale, uno Stato che venne proclamato nel 1948 dalle Nazioni Unite e che dette origine alla prima delle guerre tra gli ebrei e i palestinesi. Uno Stato che nacque in Palestina, gli ebrei avevano lasciato dopo la distruzione del Tempio nel 70 d.C. per disperdersi in tutta l'Europa, soprattutto nel mondo, e che piano piano aveva visto gli ebrei ritornare alla loro terra promessa, comprandola e ponendo le premesse cui poi gli inglesi dettero una risposta positiva di realizzazione dello Stato ebraico. Lo Stato ebraico è nato nel 1948 su queste premesse e su queste promesse della Francia e dell'Inghilterra alla fine della guerra. Le potenze ex coloniali che nell'ultimo sussulto di colonialismo, a tratti di penna, di matita, di squadra e di compasso, tracciarono i confini tra una serie di stati medio orientali, confini che adesso si vanno disfacendo nella rivoluzione geopolitica del Medio Oriente. Pensate l'Iraq, la Siria, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, eccetera. Israele nacque così, nacque dalla fatica, dalla sofferenza, nacque soprattutto dalla lotta degli ebrei che volevano ritornare alla loro terra promessa e che per fare questo hanno spesso usato delle condotte molto dure. Allora, che cosa si è detto da parte dei negazionisti? Non è vero che c'è stato lo sterminio di 6 milioni di ebrei, al massimo saranno morte 200.000 persone, e sono morti, gli altri sono morti per gli stenti della guerra. Non è vero perché non ci sono tracce, i testimoni oculari stanno morendo. Quando l'ultimo testimone oculare, quelli che lavoravano nei campi, sarà scomparso, non ci sarà più nessuno a raccontare quello che ha visto. Rimarranno soltanto scarne tracce documentali che non rendono l'idea di ciò che è successo, anche perché i nazisti, prima di andare via, prima di scappare, distrussero con la dinamite tutti gli impianti di sterminio dei campi di concentramento. Una delle pagine più toccanti del libro di Primo Levi è proprio questa, l'incredulità, la disperazione di fronte al nazista, quale diceva: è inutile che cerchiate di sopravvivere, perché se anche uscirete non vi crederà nessuno, perché quello che racconterete è troppo grande per poter essere creduto. Ed è quello che si è puntualmente verificato. Ecco perché è stato introdotto un giorno della memoria, e qui sto avviandomi rapidamente alla conclusione, perché mi rendo conto di aver parlato, non ho visto troppi sbadigli finora, per fortuna, ma forse li avete nascosti bene. Vi faccio una piccola confessione: io mi prendo d'occhio 2 o 3 persone, non di più, nelle varie scene, e controllo quando la testa comincia ad abbassarsi, quando cominciano ad addormentare. Non mi sembra di averlo visto finora, almeno spero. Se qualcuno si è addormentato lo dica, per piacere. Allora no, sto arrivando alla conclusione, anche perché spero che in realtà venga fuori equilibrato. Abbiamo una legge che dal 2000 ricorda e ci impone di celebrare il giorno della memoria.
che cosa ricordiamo, perché ricordiamo, come ricordiamo. E ce lo dice la legge, ma solleva più domande di quelle delle risposte che dà. Che cosa ricordiamo? L'apertura dei cancelli di Auschwitz, cioè la fine dei campi di concentramento. E ragazzi, non sarebbe stato più logico ricordare l'inizio? È facile, è meno difficile ricordare la fine. Sulla fine siamo tutti d'accordo, ma tutti abbiamo contribuito anche all'inizio dei campi di concentramento. Guardate, in Italia ci abbiamo contribuito con le leggi razziste del 1938, che una mattina svuotarono in parte le aule delle scuole, perché i ragazzi di razza ebraica, dalla prima elementare in su, non potevano più andare a scuola con i ragazzi ariani. Levarono le cattedre universitarie ai professori ebrei e purtroppo molti professori ariani, lo dico per sottolineare, non si posero problemi, ringraziarono il cielo che si erano create delle cattedre libere e andarono a occupare. E sapete, l'uomo spesso e volentieri c'ha la spina dorsale per tenere sopra il cappello, non per tenerla dritta, è una cosa diversa. E quindi le leggi razziste sono state il primo formidabile contributo italiano, sia pure su scala quantitativamente più ridotta, a quella che è la cosiddetta soluzione finale. Il secondo contributo avvenne nel 1943, quando la Repubblica Sociale Italiana proclamò gli ebrei nemici, contro i quali si poteva usare qualsiasi strumento. La deportazione degli ebrei a Roma, 16 ottobre 1943, partirono più di 1000 e tornarono pochissimi. Avvenne anche grazie a una serie di delazioni e a una serie di cooperazioni della polizia italiana. Vedete, allora il problema della legge, la legge dice giustamente che cosa ricordiamo. La Shoah, il sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio a rischio della propria vita, i giusti, vengono riconosciuti anche da Israele, ci sono molti giusti, sempre troppo pochi però rispetto a quelli che hanno collaborato come carnefici o a quelli che hanno collaborato per indifferenza, per rancore, le delazioni o semplicemente si sono voltati dall'altra parte. E allora ricordare l'apertura dei campi di concentramento anziché l'inizio della loro chiusura vuol dire stendere un velo pietoso su questo aspetto della memoria. E guardate che per noi va fatto un po' di esame di coscienza sulla memoria, perché da noi in fondo, voi siete giovani, non lo avete vissuto, noi l'abbiamo vissuto più di voi, non potrebbe ritornare il discorso. Lo stereotipo, il mito del bravo italiano, che in fondo sì, faceva la guerra, però poi faceva anche l'amore e poi era buono con i bambini e dava le caramelle. I tedeschi hanno commesso delle atrocità inqualificabili anche ai danni del popolo italiano. Ma nel loro piccolo gli italiani hanno commesso atrocità in Abissinia, dove usarono il gas nella guerra contro l'Etiopia, hanno commesso atrocità nella ex Jugoslavia durante il dominio della Serbia, della ex Jugoslavia, dell'Albania all'inizio della guerra. E una delle ragioni per cui siamo stati sempre un po' cauti nel chiedere la punizione dei crimini di guerra nazisti e tedeschi, c'è un famoso libro, L'armadio della vergogna, che racconta
racconta la storia dell'armadio in cui vennero chiusi i fascicoli dei processi in corso contro criminali di guerra tedeschi, perché la Germania rientrava nella NATO, perché non si voleva creare ostacoli al percorso europeo, ma anche perché l'Italia aveva un po' di paura che, battendo i pugni sul tavolo per far punire i crimini di guerra nazisti, ci fosse qualcun altro che batteva i pugni sul tavolo per far punire i crimini di guerra italiani. Ecco perché il che cosa ricordiamo va bene, ma richiederebbe questo temperamento. Poi le altre due domande, quello veramente finito. Come ricordiamo? La legge ce lo dice, sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti, di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado su quanto è accaduto, quello che stiamo facendo oggi. E sapete qual è il rischio formidabile? Che la ripetitività del giorno della Shoah finisca per farlo vedere come una cerimonia un po' noiosa. Sempre la solita storia. Pensate, la toponomastica delle strade, i nomi sulle strade, sono una forma di memoria. Mettiamo per le strade i nomi di persone che è giusto ricordare. Non sempre. Per esempio, negli ultimi tempi c'è stata una lezione di educazione civica molto importante. Apro e chiudo subito una piccola parentesi. Nel 1938, con le leggi razziali, venne istituito il Tribunale della Razza, che era il tribunale che doveva garantire la purezza della razza, distinguendo nei casi dubbi, perché c'erano dei casi dubbi, chi era di razza ariana e chi era di razza ebrea. Venne chiamato a presiederlo un giurista molto serio, si chiamava Azzari. Questo signore nel 1943 venne chiamato a fare il ministro della giustizia del governo Badoglio, quando si era voltato pagina. E poi fu capo di gabinetto di Togliatti, ministro della giustizia comunista, che fece grandi cose, compresa la giustizia. E poi divenne presidente di quella Corte Costituzionale, della quale io ho fatto parte per 9 anni, che è la Corte che giudica dell'eguaglianza. Uffa, questo percorso che nello spazio anni, 10-15 anni, vedere una persona passare da presidente del Tribunale della Razza a presidente della Corte dell'eguaglianza, dell'eguaglianza tra gli italiani e l'ebrei, per lungo tempo, fino a qualche tempo fa. Alla Corte Costituzionale, tra i busti e gli illustri presidenti della Corte, ci stava anche lui, e a Napoli c'era una via dedicata a lui. Questa finalmente, il busto è stato mandato, come si fa in Italia, a Restauro, che si è aperto in Francia, e il nome della via è stato cambiato, dando quel nome, il nome di quella via, a una bambina che era scomparsa nelle deportazioni. Allora, attenzione a evitare che le riflessioni, le celebrazioni, i momenti comuni diventino momenti di noia e di ripetitività, o al più, vi dico una cosa forte, momenti di speculazione commerciale. Se ci fate caso, finito Natale, finita l'ondata delle vendite natalizie, lo dicevano degli amici librai, io ogni tanto scrivo qualche libricino che nessuno legge per fortuna, e poi allora parlo con i librai, e questo è il momento della Shoah. Anche il suo libro andrà perché c'ha 2 capitoli sulla Shoah, cioè tutti scrivono qualcosa sulla Shoah, vanno a ritrovarsi qualcuno che abbia vissuto un'esperienza della Shoah, e nella seconda e terza settimana di gennaio è il momento in cui arrivano in libreria le novità sulla Shoah. Stiamo attenti, il giorno della memoria non è soltanto questo. E poi l'ultimo, che cosa ricordiamo? Come ricordiamo? Perché ricordiamo? Lo dice, ricordiamo, la legge dice, la memoria di un tragico e oscuro periodo dell'Italia, della storia del nostro paese e in Europa, affinché simili eventi non possano più accadere. Cioè, ricordare per ricordare il passato serve poco, serve a darsi degli alibi,
serve a darsi delle autogiustificazioni, serve a farsi delle, no, posso dire che cosa, perché sono in una scuola mentale, qualche volta. Bisogna ricordare per il presente e per il futuro. E allora ricordare che Auschwitz è stato il cimitero dell'Europa vuol soprattutto dire pensare che il Mediterraneo sta diventando il cimitero dell'Europa di oggi, con i barconi, con la gente che va a fondo e con i bambini che muoiono. Altrimenti il ricordo di Auschwitz non serve. E allora quella canzone di Guccini, sono morto che ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento, deve diventare una nuova canzone, sono morto in mare, perché altrimenti la memoria, concentrata solo sul passato, deve diventare una specie di chiave di lettura per il presente, per il futuro, e per interpretare tutta una serie di sintomi, di situazioni, di valutazioni che sono quelle che ci devono tenere viva l'attenzione quando cominciamo a considerare l'altro un diverso. Perché come ricordavamo prima, lo dice Levi nel suo libro, il considerare l'altro un diverso, diversità sessuale, diversità religiosa, diversità politica, tutte le diversità è la premessa per aprire una strada che un domani può arrivare al campo di sterminio. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo naturalmente il professor Flick. Direi che l'aspetto più stimolante del suo intervento è quello nel quale evidenzia che siamo presi in mezzo tutti noi, nel senso che ci scuote dal torpore nel quale viviamo rispetto a quella che è la realtà contemporanea. In qualche modo è un detè fabula narrato. Siamo noi stessi a dover prendere posizione e sviluppare una consapevolezza di eventi tragici come quelli che stanno verificando appunto in questi mesi, in questi anni, a poca distanza dai confini dell'Italia e dell'Europa. Adesso è a voi ragazzi, credo che le sollecitazioni siano state molte ricche, su più versanti, le domande possono essere a 360 gradi, qui abbiamo un microfono, un gelato come viene chiamato a disposizione, anzi due. Chi rompe il ghiaccio? C'è la picotta per rompere il ghiaccio. Ecco, qui guarda. Dite anche il vostro nome magari, salve, qui, Simone. Simone. Il riferimento all'ultima parte. Microfono vicino e parla forte. Riguardo all'ultima parte in cui lei ha paragonato ebrei ai profughi che muoiono in mare in questi giorni, cioè io penso che ci sia una bella differenza nel venire di loro spontanea volontà nel nostro paese o essere deportati dalle loro case con forza dai soldati. Cioè loro scelgono di affrontare il mare che sanno bene loro che è pericoloso, non siamo noi che li obblighiamo a venire qua, quindi cioè, se muoiono lì non è colpa nostra. Qualche altra domanda? Raccogliamo. È d'accordo col vostro collega? Allora, ditelo. Sentiamo, ecco, prego. Secondo me non è corretto quello che ha detto il ragazzo, perché quelle persone non scappano perché vogliono venire loro, ma perché devono fuggire da un paese o comunque da una zona dove vivevano, in cui sono in corso delle guerre civili, dove ci sono delle malattie che
che sono i loro paesi incurabili, ci sono delle difficoltà economiche, sociali e ci sono stati anche pesanti massacri, ci sono ancora pesanti massacri in quei territori, per cui secondo me prima di dire che loro decidono di venire qua non è corretta come affermazione, e perché anche ricordiamo quando gli italiani sono immigrati negli Stati Uniti d'America perché l'Italia non era un paese che poteva offrire al proprio popolo un futuro. E volevo porre una domanda al relatore, esatto. E secondo lei com'è possibile che sia potuto accadere tutto quello che è successo durante la seconda guerra mondiale, le deportazioni, nei campi di concentramento, senza che nessuno si sia opposto, gli stati, e con gli stati che non erano allineati con la Germania non si sono opposti a tutto ciò? Grazie. Le mani battute sono anche battute per la prima domanda, perché ha portato un problema molto serio anche lui, quindi l'applauso è per tutte e due. Raccogliamo ancora una terza domanda e poi diamo prima risposta. Sì. Qualcun'altra? Eccola. Io sono Saverio e riguardo a quello che stavate parlando prima dello sterminio degli ebrei, io spesso durante la giornata della memoria mi faccio questa domanda, la seguente: com'è possibile che noi ricordiamo sempre gli ebrei come un popolo che ovviamente è stato massacrato e è stato un popolo indifeso durante il periodo della seconda guerra mondiale, però non ricordiamo quello che gli ebrei stanno facendo adesso nel loro stato ai paesi confinanti e cosa sta succedendo nella striscia di Gaza, e vorrei chiedere come mai non si parla mai di questi fatti. Diamo una risposta a questa prima domanda. Potrei provare, se riesco, non dico a dare una risposta, ma a sollevare altre domande. Ricordatevi di diffidare con molta attenzione di quelli che vi danno risposte. Cercate chi vi fa delle domande, perché siete voi che dovete dare le risposte. Di solito chi dà risposte è che vuole imporre il proprio modo di pensare. Il modo migliore per concludere, mi sembra, una lezione è quella di aprire il campo a tante domande e proviamo a rispondere, tra parentesi, tra virgolette. 3 domande estremamente interessanti ed estremamente stimolanti, tutte valide e tutte legate a un filo comune. Qual è il nostro ruolo e la nostra responsabilità a livello individuale e collettivo nel discorso della dignità e quindi nel discorso della memoria? La prima valutazione: noi non obblighiamo i profughi a venire e non è colpa nostra, mentre gli ebrei andavamo a prenderli nelle loro case, li trascinavamo fuori. È vero? A quella prima domanda la risposta è stata in parte già data e vorrei svilupparla dalla seconda affermazione del vostro collega. I profughi scappano per vivere. I profughi scappano per vivere di fronte a situazioni legate a una geopolitica, le guerre. Pensate alla guerra in Siria, i grandi protagonisti della guerra in Siria, Iran e Arabia Saudita da un lato, Russia dal terzo, Stati Uniti dall'altro. Non l'Europa, perché l'Europa è totalmente assente, tranne alcuni piccoli tentativi formali.
non ha una capacità di svolgere una politica estera, nonostante gli sforzi della nostra rappresentante, la Mogherini. Poi ogni paese europeo ha per conto suo, pensate in Libia a quello che sta succedendo. Allora abbiamo due tipi di responsabilità enormi che creano le premesse per queste migrazioni bibliche. Io li dividerei così approssimativamente. Una è la responsabilità ecologica, l'altra è la responsabilità geopolitica e sono collegate tra di loro. La responsabilità ecologica è il saccheggio sistematico che l'Europa in particolare, o comunque l'Occidente civile, ha fatto delle risorse dei paesi sottosviluppati, dal saccheggio delle materie prime al saccheggio delle risorse umane. Pensate allo schiavismo che ha alimentato la forza lavoro degli Stati Uniti fino al 1860, fino alla guerra di secessione degli Stati Uniti. Pensate alle navi negriere e pensate prima a tutto il continuo afflusso di materie prime e di ricchezze dall'America del Sud e dall'Oriente all'Occidente. Un afflusso che continua. Pensate alla deforestazione, un tema di cui io mi occupo molto, il tema dell'ambiente, l'articolo 9 della Costituzione, il bosco, la foresta. Pensate a tutti i problemi della deforestazione dell'Amazzonia, che sta creando la costruzione di strade per il profitto economico in Amazzonia, l'asporto, il furto vero e proprio legalizzato di legname in grandissime quantità che viene portato qui in Europa. Adesso finalmente si è preso coscienza di questo, si è cominciato a cercare di disciplinare il commercio del legname, combattendo il commercio illecito di legname sul quale prospera l'ecomafia. È un discorso che non riguarda soltanto l'Amazzonia, riguarda ad esempio anche la Birmania, tutto il tè, legno pregiato che viene per la realizzazione di manufatti di legno da parte della Birmania. E alla responsabilità ecologica, cioè al depauperamento delle materie prime e delle risorse, si accompagna la responsabilità geopolitica. Accennavo prima al fatto che una delle ragioni per cui il Medio Oriente è nelle condizioni in cui è proprio la divisione o la sistemazione dell'eredità medio orientale dopo la Prima Guerra Mondiale. Vi ricordate Lawrence Arabia? Avete visto? È vero che è un film vecchio, ma ha circolato ancora recentemente. Lawrence Arabia, fatto da Peter O'Toole, un attore molto bravo, era un ufficiale del servizio segreto inglese distaccato in Arabia per cercare di movimentare le tribù arabe nella Prima Guerra Mondiale contro i turchi che erano alleati dei tedeschi, e al quale venne dato questo incarico dandogli carta bianca perché promettesse agli arabi poi che avrebbero realizzato i loro stati, le loro patrie, sia pure di beduini, cioè di migranti all'interno del deserto, cosa che venne puntualmente tradita dalla realizzazione dei vari stati creati a livello artificioso subito dopo la Prima Guerra Mondiale dagli inglesi e dai francesi in base alle reciproche zone di influenza, Libano da un lato e Siria, la Francia, Iraq dall'altro lato sotto l'influenza inglese. E questa è una responsabilità non immediata nostra di oggi, ma una responsabilità che ha creato le premesse per le migrazioni. Giustamente ricordava la seconda domanda, ricordava la premessa che noi siamo un popolo con la valigia di cartone fino a ben poco tempo fa. Cioè, guardate, non l'ho portata, c'è un documento impressionante, una descrizione, un verbale di polizia che descrive
una serie di persone, sono piccoli sporchi, neri, puzzano, con le loro donne fanno un sacco di figli. La domenica lo uccidono le mogli, si radunano intorno alle chiese e chiedono l'elemosina. Sono pericolosi, sono un'insidia per le nostre donne. Dobbiamo fare di tutto per rimandarli indietro. Sembra un verbale di polizia fatto a Lampedusa, un verbale di polizia fatto a Ellis Island, la stazione di immigrazione di New York, con riferimento agli immigrati italiani del 1915. Cioè, per lunghissimo tempo, prima degli Stati Uniti, poi in Francia, in Svizzera, abbiamo continuato a essere noi quelli che emigravano, e chi ci riceveva voleva soltanto ricevere le braccia, cioè immigrazione di braccia, non immigrazione di testa o di cuore. Forse voi non lo ricordate, ma anche dal Trentino c'è stata un'immigrazione abbastanza forte nei periodi di depressione economica. Certo, l'immigrazione dal sud al nord dell'Italia e dal nord dell'Italia, nei paesi al di sopra, aveva addirittura preso il nome di due treni, il treno del Sole e il treno dell'Etna, che partivano uno da Catania e uno da Palermo, viaggiavano tutta la notte e portavano immigrati che venivano a lavorare a Fiat, nei grandi complessi industriali del nord. Allora il tema della emigrazione è un tema che dovrebbe farci ricordare che adesso che abbiamo cambiato posto, che non siamo più terra di emigrazione, ma siamo terra di immigrazione, anche per questo dovremo cercare di capire e di accogliere. Certo non è, ha ragione lui, la premessa del suo discorso, non è un problema soltanto italiano, non è pensabile l'egoismo e l'ipocrisia europea che ha ridotto il problema di una immigrazione biblica, vorrei dire, a un problema delle nazioni confinanti, a un problema che riguarda soltanto Grecia e Italia, perché sono Grecia e Italia le due barriere, i due primi ostacoli, o i due primi momenti di confronto con chi arriva dall'altra parte del Mediterraneo, per le pochissime distanze che ci vogliono nel passare il braccio di mare tra Grecia e Turchia, tra Bodrum e Lesbo, ma anche in fondo tra la Libia e l'Italia. E io credo che questo ci chiama in causa, sia pure in condizioni e con modi diversi, come il vostro collega ha sottolineato, ci chiama profondamente in causa per affrontare il tema dell'immigrazione. Non è che ebrei e immigranti siano la stessa cosa. È la stessa cosa la dignità umana calpestata in modo diverso allora dagli ebrei con il ghetto, le deportazioni, lo sterminio, il negazionismo, oggi per i migranti con il rifiuto di accoglienza volgendoci dall'altra parte o addirittura cominciando a creare fili spinati dove prima avevamo abolito le frontiere. E qui sono d'accordo con chi dice, il Presidente del Consiglio, che l'abolizione di Schengen è quel trattato che prevede la libera circolazione nell'ambito delle frontiere europee e che è essenziale per un mercato unico. L'Europa è un mercato, ma non ci dimentichiamo, ragazzi, che questo mercato è nato per garantire i diritti. Perché nel 1946 Germania, Francia, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo si riunirono e dissero basta guerre? Nel nucleo centrale dove c'erano state le guerre più sanguinose, prima guerra mondiale e quella perché si disse che dove c'è il mercato non vanno le spade e quindi si cercò di creare un mercato unico, lo scambio delle merci, lo scambio e la circolazione delle merci, dei valori delle persone ha come condizione l'eliminazione delle frontiere, ma anche come condizione, come contenuto ideale, i diritti uguali per tutti, i diritti fondamentali. L'essenza dell'Europa da un lato è l'euro, la moneta unica, anche se
completa, anche se non funziona bene. Dall'altro sono i diritti comuni. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta di Nizza, ma non voglio farvi una lezione noiosa. E qui passo al terzo problema, anzi al secondo, la domanda porta alla seconda. Come è possibile che nessuno si sia accorto? Io temo che tutti si siano accorti e che si siano voltati dall'altra parte per ragioni di comodità, di pigrizia, di evitare problemi. Eichmann, il criminale nazista che era responsabile dell'organizzazione dei trasporti, che venne illegalmente arrestato in Argentina nel 1960, trasportato in Israele, giudicato e condannato a morte in Israele e giustiziato, aveva proposto una serie di scambi agli alleati, ebrei contro autocarri. Dateci 10.000 autocarri e noi vediamo 10.000 ebrei. Una serie di varianti su questo tema. Venne portato in porto. Ci fu una nave, mi pare 39, che quando le persecuzioni ebraiche erano già cominciate era parecchio. Fece quasi il giro del mondo per cercare di portare degli ebrei fuori dalla Germania. Tutti rifiutarono di farli sbarcare e la nave ritornò ad Amburgo e quei signori riscesero ad Amburgo dalla nave e qualche tempo dopo imboccarono le strade per i lager. Perché la logica, per esempio, dalla Polonia vennero più volte, secondo gli studi che sono stati fatti, invocazioni perché venissero bombardate le ferrovie che portavano ad Auschwitz. Il processo Eichmann ha dimostrato, Eichmann lo disse, che si riconosceva la massima priorità ai trasporti di ebrei per i campi di concentramento, nei treni della morte, e che quei treni avevano addirittura la precedenza sui treni militari che portavano truppe o portavano armi. Vi furono molte richieste di bombardare le ferrovie che portavano ai campi di concentramento. Non vennero mai accolte né dagli inglesi né dagli americani, che ritenevano più utile alla condotta della guerra bombardare Dresda, bombardare le città tedesche, che non bombardare le ferrovie per interrompere i circuiti di trasporto ai campi di concentramento. Quando a Roma, il 16 ottobre 1943, gli ebrei romani, dopo che erano stati chiesti loro 50 kg d'oro per risparmiarli dalle deportazioni, con fatica o anche senza fatica, li avevano trovati anche con l'aiuto del Vaticano, che li avevano consegnati a Kappler, il responsabile dell'SS a Roma. 4 giorni dopo avvenne naturalmente ugualmente la deportazione. Gli ebrei, fatti salire sui camion, vennero portati a Via della Lungara, non so se qualcuno di voi è pratico di Roma, Via della Lungara, mi dice il nome, che è vicino al Lungotevere, all'angolo con Via della Conciliazione. E gli ebrei vennero concentrati in un bel palazzo, Palazzo Corsini, che adesso è sede delle scuole, degli studi dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano. Erano tenuti 2 giorni, dal sabato al lunedì, in questo palazzo, per poi essere trasportati alla stazione Tiburtina, all'estremo opposto della città e più vicina al ghetto, da dove erano stati portati via, e per essere fatti salire su vagoni piombati che li portarono in Germania. In quei 2 giorni gli ebrei erano a 2 passi dal Vaticano, erano all'inizio di Via della Conciliazione. Qualche storico cattivo e maligno dice che vennero portati lì e lasciati lì non solo per il tempo tecnico necessario a separare gli ebrei dai sangue misto sposati a cattolici e che quindi potevano essere liberati, ma per vedere se ci sarebbe stata una reazione clamorosa del Vaticano. Era sempre uno stato estero, il Papa aveva preso delle posizioni dure, per qualcuno non sufficientemente dure.
incitando all'allarme a Roma. Ecco perché tutti, non dico si sono voltati dall'altra parte, qualcuno ha ritenuto che si dovesse aiutare in modo diverso, qualcuno ha ritenuto che sarebbe stato pericoloso irritare ulteriormente Hitler provocando misure più feroci ancora. Non lo so, sta di fatto che gli ebrei andarono a morire da soli. E questo apre la via ad un altro problema che risponde anche alla prima domanda. Uno dei valori fondamentali della nostra Costituzione è l'eguaglianza. Tutti siamo uguali, ma un altro valore fondamentale è la diversità. Tutti però siamo diversi, tant'è vero che tutti abbiamo diritto a manifestare le nostre idee, a manifestare quello che pensiamo. La diversità è il sale della democrazia. Io dico sempre a Roma, qui non saprei come fare il paragone, pensate che il mondo noioso sarebbe quello in cui non ci fossero una Roma e una Lazio, ma ci fosse una sola squadra di calcio e fosse obbligatorio di fare solo un. Allora, come si fa a mettere d'accordo l'eguaglianza e la diversità? Tutti uguali e nello stesso tempo tutti diversi, grazie alla solidarietà, cioè al discorso del fatto che la diversità non può mai diventare discriminazione e che è compito di tutti noi, ciascuno come può, poi ciascuno se ne prende la responsabilità, di cercare di arrivare a realizzare, questo è importante, non solo il primo comma della Costituzione, tutti siamo uguali senza distinzioni di razza, di sesso, di censo, di opinioni politiche e religiose, ma è compito della Repubblica, ricordava il Presidente Mattarella negli auguri di fine anno, che tutti dobbiamo prenderci cura della Repubblica, è compito di tutti noi fare in modo che le diseguaglianze vengano eliminate. Non è obbligatorio e non è sanzionato penalmente, se non nei limiti dell'obbligo di pagare tutte le tasse, che è sanzionato, ma vengono applicate queste. È un'altra cosa. L'ultima domanda: perché ricordare gli ebrei come popolo e non ricordare il popolo palestinese? Domanda molto giusta, molto seria. Domanda molto giusta, ci sono anche qui delle differenze tra il popolo israeliano, lotta per la sua sopravvivenza in un contesto ostile nel quale ci sono molti che negano a Israele il diritto a sopravvivere e ad avere uno Stato. La stessa campagna del negazionismo, cioè negare che sia avvenuta la Shoah o considerare la Shoah una truffa con cui gli ebrei hanno vantato il preteso diritto ad avere uno Stato. Cioè avete ucciso i 6 milioni, dovete darci uno Stato, dovete riparare. E siccome l'unico risarcimento che potete fare è darci il nostro Stato, dateci lo Stato. E allora chi nega dice: agli ebrei si sono inventati la bubola della Shoah per poter pretendere il loro Stato. E aggiunge che gli ebrei nel loro Stato trattano i palestinesi così come i nazisti trattavano gli ebrei. No, non è così. Ci sono delle differenze. Gli ebrei fanno malissimo in certe occasioni, come me lo dicono tanti, perché lo dice la stessa Corte Suprema israeliana. Io, quando ero Presidente della Corte Costituzionale, ho conferito, solenne, la laurea d'onore ad Aaron Barak, un israeliano la cui famiglia venne sterminata nel campo di concentramento di Auschwitz e che poi divenne presidente della Corte Costituzionale israeliana, la Corte che spesso è intervenuta a fermare gli eccessi di repressione dell'esercito israeliano. È intervenuta per condannare certe posizioni del muro di separazione tra Israele e i territori occupati. È intervenuta per condannare le uccisioni mirate. È intervenuta per condannare certe forme di ritorsione, come la distruzione della casa dei parenti del terrorista.
è intervenuto in base a un principio che ha sempre cercato di rispettare, anche se non sempre ci è riuscito, che le società democratiche combattono contro il terrorismo con una mano legata dietro la schiena, ed è la mano del rispetto della legge, ma solo il rispetto della legge può farci considerare società democratiche, prosegue Barak. E se c'hai una mano legata dietro la schiena, hai l'altra libera per reagire secondo la legge. Ora, io non me la sento di assimilare in toto il modo con cui i nazisti hanno costruito una macchina scientifica di morte. Non riesco nemmeno a paragonarla, nonostante alcune evidenti affinità, con i gulag sovietici. Nei gulag si ammazzava la gente col lavoro, ma non c'era la scientificità del procedimento, non c'era l'uso della persona, del bambino, come cavia per la sperimentazione. Cioè, se dovessi fare una scala ignobile del mancato rispetto della dignità, sono tanti livelli, come il termometro, la febbre va da 37 a 40 e mezzo, a 40. I nazisti e i tedeschi, nella loro indifferenza, sono saliti a 42-43 rispetto agli altri. Bene, non so se ci sono altre domande. Sì, avremo ancora 10 minuti, se c'è una domanda, 2, per una breve risposta. Vediamo di questa opportunità. Ecco. Si sei individuata. Lei prima ha detto che la prima volta che è venuto a Trento è venuto per la questione per il carcere, e immagino che fosse il carcere di Via Pilati, mentre adesso è stato spostato in una zona più periferica, ed è un fenomeno che si sta ripetendo in diverse città anche d'Italia. E io volevo chiederle, secondo lei, come si può anche attraverso la legge riuscire a far rimanere davanti all'attenzione e agli occhi di tutti queste istituzioni che comunque vengono portate in periferia, e come si può tutelare maggiormente la dignità e l'identità dei detenuti. Grazie. Rapidamente, qualcun altro? Ecco, qui davanti. Poi chiudiamo perché abbiamo proprio pochi minuti. Prima devo entrare. Sono Alessandro. Sì. Rapido. Volevo chiedere come si può educare i cittadini in maniera che questo percorso di educazione riguardo la Shoah, di informazione, non serva per sentirsi a posto con la coscienza e basta, ma possa avere un qualche obiettivo sociale di educazione. Bene così. Bene. Prima parlava di diritti nella premessa, e poi anche l'ha ripetuto più avanti negli interventi. Volevo chiedere chi è la società per dire no ai diritti degli altri, cioè come Chi è la società? per dire no ai diritti degli altri, cioè ecco, volevo sapere dalla sua esperienza cosa ne pensa. Altre 3 domande estremamente valide e estremamente stimolanti. Cercherò di rispondere veloce, ma più che domande sono conferme alle mie domande sulla dignità. Dignità e carcere. Problema enorme. Una delle cose che mi ha occupato di più quando ero ministro della giustizia è stato proprio questo problema. La Costituzione dice all'articolo 27 che le pene devono
tendere alla rieducazione e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La Corte di Strasburgo, creata in Europa nel 1949, e l'Europa è l'unico territorio che da subito dopo la guerra ha elaborato una carta dei diritti fondamentali e ha messo un giudice a Strasburgo per farli rispettare. Vi ricordate la storia del giudice di Berlino? C'era un mugnaio che aveva un mulino, Prussia, passò Federico II, disse questo lo scopriamo che ci serve, e il mugnaio dice maestro la manco per niente, ma non sono re, lei sarà re ma ci sarà pure un giudice a Berlino. E il mugnaio andò a Berlino e ottenne ragione e il mulino non venne scoppiato. Adesso a Berlino ci sta un banchiere più che un giudice, il giudice sta a Strasburgo e il giudice di Strasburgo ha condannato 2 volte l'Italia per inumanità del trattamento carcerario, perché le nostre carceri erano sovraffollate a un livello tale che bisognava mettere nelle celle addirittura il 4º letto a castello, cioè non un castello a 2, ma a 3, addirittura a 4, o il materasso per terra. E questo, ci ha detto la Corte di Strasburgo, è contrario al senso di umanità e di dignità. E questo è servito a fare in modo che diminuisse il numero della popolazione carceraria, perché si è finalmente capito che un carcere disumano, un carcere che non rispetta i diritti fondamentali di chi è stato condannato, è un carcere contro la Costituzione. Siamo appena all'inizio, perché sono tanti i problemi della dignità in carcere. Rendere compatibile la restrizione di libertà e la sicurezza del carcere con il rispetto della privacy, con l'affettività, con il rapporto tra il detenuto e la famiglia, eliminare le connotazioni di violenza del carcere in cui troppo spesso si continua a morire per violenza nonostante la pena di morte sia stata abolita in questo paese. Tutte cose che si devono fare e che con molta lentezza si è cominciato però a fare, ma questo dipende soprattutto o anche dalla responsabilità e dalla coscienza di tutti noi. Il carcere è così perché c'è una frattura tra il carcere e l'esterno. Chi è dentro non sa che cosa c'è fuori, ma chi è fuori si rifiuta di sapere che cosa ci sta dentro, non vuole che il carcere sia un albergo a 5 stelle e vuole che venga buttata via la chiave. Pensate solo, una delle chiavi di volta del sistema carcerario è l'introduzione delle cosiddette pene alternative, cioè l'esecuzione della pena, ma i lavori socialmente utili, fuori dal carcere. La gente non è mica d'accordo, perché la gente quando capita un delitto chiede immediatamente pena di morte, carcere, tolleranza zero. Allora, occorre un discorso molto lungo e molto complicato per rendere le carceri vivibili, per fare in modo che la vera e l'unica pena sia la restrizione della libertà personale e che per il resto il carcere sia compatibile con la dignità umana. La realizzazione dei carceri in periferia mira proprio a questo, perché per lungo tempo in Italia, ancora adesso a Milano San Vittore, a Roma Regina Coeli e tanti altri carceri, sono ancora al centro della città, sono vecchi edifici, vecchie caserme o vecchi conventi riadattati e riadattati male. Vi ricordo il vecchio carcere di Trento, del quale mi occupai come ministro proprio per cercare di arrivare lì come da altre parti alla realizzazione di una sede nuova del carcere. Non si può fare a meno del carcere, però bisogna renderlo umano, altrimenti, ma è proprio per una ragione utilitarista, altrimenti il carcere diventa una scuola perfetta di delinquenza e chi entra in carcere va
Shoah incontra un periodo di tirocinio e di addestramento che gli consente di uscire molto peggiore di quando è entrato. Pensate solo, c'è una statistica che la dimostra, che chi sconta la pena con le misure alternative è recidivo, cioè ripete reati, per il 30%. Chi sconta la pena in carcere è recidivo al 70%. Dovrebbe essere una prima indicazione. Come fare perché l'educazione alla Shoah diventi un obiettivo sociale e non una sorta di alibi per la coscienza? Hai toccato un discorso giusto. Troppo spesso per noi ricordare è l'alibi per non guardare il presente. Si ricorda il passato per cancellare o per non pensare alle figuracce del presente o ai doveri del presente. E allora come far diventare il ricordo della Shoah una lezione? Ragionando, quello che avete fatto, che avete avuto la pazienza di fare stamattina, ragionando sul tema della memoria e rendendosi conto che la memoria è un grimaldello per affrontare tutta una serie di problemi attuali, i più diversi tra di loro, alla luce delle esperienze che abbiamo acquisito nel passato. C'è quel vecchio detto, non aiutatemi, so sbagliare da solo. Profondamente vero. Forse uno dei modi per cercare di evitare di sbagliare è proprio questo. Vi faccio un esempio molto concreto e molto attuale che sembra non aver nulla a che fare con la Shoah e invece ce l'ha, con la memoria e con la dignità. Legge sulla fecondazione assistita. Una legge che in un brevissimo arco di tempo è stata praticamente quasi demolita dalla Corte Costituzionale, con una serie di sentenze che l'hanno ritagliata, modificata, corretta, amputata, lasciando solo più lo scheletro, uno scheletrino piccolo, di quella che era la legge originaria. La legge originaria era uscita per una certa impostazione politica molto forte che aveva assunto delle posizioni più drastiche. Ecco, la memoria di quello che è capitato con la legge sulla fecondazione assistita dovrebbe aiutarci oggi nel legiferare sul problema dei diritti della coppia e della stepchild adoption. Evitare cioè di elaborare una legge, io non voglio entrare nel contenuto, nel merito, quando il Parlamento deve decidere, si può discutere, ma bisogna rispettare il percorso che stanno facendo. Elaborare una legge la quale sia frutto di convincimento e di riflessione e non semplicemente frutto di artifici per raggiungere un equilibrio politico formale. Ti do questo pezzetto qua, no guarda voglio quest'altro pezzetto qui, oppure ciascuno lavora a questa legge secondo una logica di eterogenesi dei fini, chiedo una cosa ma in realtà ne voglio un'altra. E non è per nulla facile affrontare il tema del rapporto fra matrimonio e coppia, fra diritti attinenti al matrimonio e diritti attinenti alla coppia. E siamo in ritardo di fronte alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ci dice, ci ha ammonito più volte, e la stessa Corte Costituzionale lo ha riconosciuto, che ai partner, ai componenti della coppia non sposata vanno riconosciuti gli stessi diritti fondamentali che vengono riconosciuti nell'ambito del matrimonio. La Corte poi ha aggiunto che il matrimonio è un qualche cosa di diverso secondo la Costituzione attuale, da si cambi, dalla unione di coppia omosessuale. E questo è un problema aperto alla possibilità, io non so, ciascuno può avere le sue idee che vanno rispettate, aperto alla eventuale possibilità di cambiare o meno la nozione di matrimonio nella Costituzione. Oggi la nozione di matrimonio è questa.
Allora, a che cosa serve la memoria per chi la Shoah? A ricordarci che tutte le volte che le leggi hanno voluto erigere dei bastioni invalicabili, contati sull'obbligo, sono sempre state destinate al naufragio. E quindi serve a ricordarci che l'unico modo per rispettare la dignità è il dialogo reciproco. Serve a ricordarci che le leggi devono convincere, non devono imporre, perché altrimenti siamo sulla strada di poter arrivare a delle leggi che impongano, ad esempio, di non rispettare l'altro, perché l'altro ha una dignità diversa, ha una religione diversa, ha un modo di essere diverso. Grazie. Dibattito, penso che possiamo dichiararci soddisfatti rispetto alle premesse da cui siamo partiti. Si tratta di un confronto stimolante sia per il tipo di comunicazione del professor Flick, sia anche, vorrei dire, tanto una lancia fuori dei ragazzi, per le domande veraci e significative che hanno saputo porre e che possono avere poi una continuità nei dibattiti all'interno delle loro classi rispettivamente. Grazie ancora al professor Flick e buona continuazione.